Alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia Andrea Purgatori aveva partecipato una prima volta come sceneggiatore nel 1991 con Il muro di gomma di Marco Risi sulla tragedia di Ustica, film vincitore del Nastro d'Argento come miglior soggetto, e poi nel 2010 con Vallanzastra, Gli angeli del mare di Michele Placido, film vincitore di 2 Nastri d'Argento. Andrea Purgatori, 70 anni, giornalista di razza, prestigiosa firma del Corriere della Sera, scomparso nelle ultime ore, era anche presidente al Lido delle giornate degli autori della mostra e componente del consiglio di sorveglianza della SIAE. Così aveva raccontato in esclusiva ad Antenna 3 alla Mostra del Cinema 2020 al Lido. Il cinema non si ferma anche se, diciamo, la ripresa è complicata, perché andare sul set con il tampone da fare, il test sierologico, le limitazioni che ci sono, è molto difficile, diciamo, riuscire a portare a casa un film in queste condizioni. Il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, il direttore del festival, Alberto Barbera, con il direttore generale Andrea Del Mercato, lo hanno ricordato con un toccante messaggio. Ne sono orgoglioso perché oggi la Procura della Repubblica di Roma, che ha in mano ancora l'inchiesta sulle cause della strage, ha ricostruito minuto per minuto quel volo, il volo di quell'aereo civile che andava da Bologna a Palermo e che si trovò nel mezzo di un episodio di guerra aerea dove c'erano aerei militari americani, francesi, italiani e libici e insomma ormai la verità più o meno la sappiamo, ci manca l'ultimo pezzetto della fotografia, l'ultimo miglio. Ultimo miglio che Venezia d'ora in avanti farà anche nel suo ricordo. Grazie di tutto, Andrea.